Montagna Veneta ovviamente in piena attività, andiamo a raccontarvela con l'aiuto dell'assessore al turismo Federico Caner. Cortina, Asiago, Monte Baldo, queste sono solo 3 delle destinazioni montane che distinguono la regione del Veneto, che chiude in questi ultimi giorni l'annata turistica, confermando la propria forte attrattività grazie ad un patrimonio che rappresenta una ricchezza ambientale e paesaggistica unica. Partita la stagione invernale, è vero che non abbiamo il tutto esaurito, questo è dovuto anche alle difficoltà che le famiglie venete, le famiglie italiane e anche straniere stanno vivendo in questo momento dal punto di vista economico-finanziario, però contiamo su una ripresa entro la fine dell'anno, quindi entro Natale per le vacanze diciamo dell'ultimo dell'anno. In ogni caso è una stagione che è partita bene e se tanto mi dà tanto, dai dati turistici che noi abbiamo consolidati a settembre, ci mancano questi mesi invernali, già siamo sopra il livello del 2019 che è stato l'anno dei record, quindi se chiudiamo anche un dicembre diciamo coi fiocchi grazie a questa stagione invernale potremmo anche dire di arrivare a un 2023 da record. Stanziati ad agosto dalla Regione del Veneto oltre 3 milioni di euro per il settore montano, una scelta realizzata per soddisfare la crescente domanda di attività e divertimento all'aria aperta. Programmazione, questa è la parola chiave per tutto il comparto turistico, dalle montagne alle spiagge, passando per i laghi e le città d'arte. L'aspetto della crisi economica si fa sentire anche dal punto di vista turistico. Lo abbiamo visto anche già quest'estate nelle nostre spiagge, quindi effettivamente non siamo del tutto esaurito, però è anche vero che se io guardo i dati statistici, i dati ad oggi mi dicono che noi siamo a parità di mesi rispetto al 2022, siamo diciamo a un più superiori rispetto al 2019. Questo anche grazie all'arrivo degli stranieri più che gli italiani e questo conferma appunto questo momento di difficoltà che noi stiamo vivendo, ma contiamo in una ripresa nel 2024. Comunque, ripeto, aspettiamo i dati statistici, ma penso che sarà un anno record.